Licenziati seduta stante i falsi bidelli scoperti nel veneziano perché in possesso di titoli o diplomi non riconosciuti. Tutti i falsi bidelli sono provenienti dalla Campania, da Napoli per la precisione. Principalmente abbiamo riscontrato che queste persone che vengono qui e dicono di essere tutte regolari provengono proprio da quella regione. Allora io alla collega ho scritto che l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto da tempo ha messo in campo anche un'azione, diciamo, di ispezione, di verifica dei titoli, e se ci sono delle scuole che regalano i titoli, queste devono essere bloccate dalla regione stessa. I due licenziati lavoravano all'Istituto Comprensivo Ongaro del Lido di Venezia, 3 al momento i casi segnalati a Murano invece, diversi altri nelle scuole di Dole e della Riviera del Brenta, che proprio in queste ore stanno ricevendo un provvedimento disciplinare che porterà alla risoluzione del loro contratto. E quindi, siccome sono entrati non in ruolo da graduatorie nazionali, ma legate alle graduatorie dei singoli istituti, le scuole si stanno attivando e noi come Regione, insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, che è il Ministero sul territorio, stiamo monitorando la situazione. Com'è emerso questo sottobosco? Perché è chiaro che una persona magari che ha lavorato veneta, che ha lavorato in Veneto nelle nostre scuole, si è vista magari sopravanzare, scavalcare da qualcuno e ha chiesto ragione di punteggi, ha chiesto ragione di titoli, e lì, scavando, verificando, abbiamo scoperto che il quadro è ben diverso da quello regolare. Caso che ora dopo ora, a detta dell'assessore regionale di reparto, sembra essere destinato ad allargarsi e ad assumere proporzioni sempre maggiori e, non si esclude, anche di possibile matrice criminale. E stiamo raccogliendo dei dati che presenteremo perché hanno dei tratti anche significativi di una diffusione di questo malcostume, perché si tratta alle volte di dichiarazioni fallaci, mendaci, alle volte di titoli che non sono corretti, alle volte di scuole che, come ho detto già alla collega della Regione Campania, vanno verificate.